Buonasera a tutti loro al 18° corso di Storia delle oreficerie e delle arti decorative del 2021. Abbiamo dedicato il tema ai tesori delle chiese, delle basiliche, quindi tesori nascosti e ritrovati, che abbiamo affrontato anche da un punto di vista archeologico nella lezione del professor Gelichi. Oggi tratteremo uno dei tesori più belli probabilmente della nostra area, particolari, il tesoro del Duomo di Caorle. Abbiamo dedicato molto spazio anche ai tesori dei luoghi che si trovano in laguna in un certo senso e come Caorle hanno una storia millenaria e non dimentichiamo che questa città è considerata storicamente un'isola fortezza di quelle che aveva lo scopo di difendere il litorale veneziano dalle incursioni dell'area dell'Europa nord-orientale, non solo, e anche di proteggere i commerci. Diciamo che questo ruolo gli è costato tanto, perché è stata sempre invasa, depredata, prima dall'uno e poi da un altro, però aveva il suo episcopio molto antico, dedicato a Santo Stefano Protomartire, e devo dire, indubbiamente già a metà 200 era quasi deserta, perché saccheggiata. Quindi a maggior ragione questo intervento di oggi è particolarmente significativo, perché tesori vuol dire anche luoghi da scoprire, quindi come Caorle. Il tema è in questa conversazione, in questo studio, è stato fatto da Alberto Bordignon, storico dell'oreficeria, dal titolo Il tesoro sopravvissuto del Museo del Duomo di Caorle, argenti medievali e barocchi. Voglio ringraziare anche, poi lo farà il relatore, i sacerdoti che si sono prodigati, come anche nel caso di Chioggia, poi dirà lui i nomi, che devo dire si sentono così molto gratificati per il loro tesoro che viene valorizzato e studiato. E pensavo di fare magari un paio di puntate anche in questi luoghi, cioè proprio a Caorle e a Chioggia, dove anche a Chioggia c'è una grande disponibilità a studiare e a comprendere le nuove cose che emergono dagli studi. Quindi lascio la parola ad Alberto Bordignon. Buonasera a tutti, grazie Letizia, che hai sempre fiducia in me, nelle mie, e che mi coinvolgi in i tuoi progetti, queste tue collaborazioni. Sì, desidero pubblicamente ringraziare Don Danilo, che è il parroco di Santo Stefano Protomartire a Caorle, e il signor Roy, che sono stati veramente molto generosi e disponibilissimi nel concedermi la possibilità di visitare il museo, di consultare il materiale, anche soprattutto di poter realizzare le fotografie. Questo bisogna sottolinearlo, veramente una grande disponibilità. So che probabilmente andrete forse nei prossimi giorni, salvo imprevisti, e troverete veramente una grande disponibilità. Il tesoro di Caorle, come diceva Letizia, si presenta appunto, è veramente un piccolo gioiello quasi dimenticato. Infatti sottolineavano che molto spesso appunto non gli si dedica la giusta attenzione, e questo mio intervento vuole anche stato per me una riscoperta, poiché io frequentavo quei luoghi quando ero bambino, ma non avevo proprio memoria di certi tesori, certi dettagli anche artistici del Duomo. Pertanto sarebbe appunto interessante riprendere in mano questi studi, documenti, e vedere quali novità potrebbero sorgere al riguardo. Comunque vediamo magari in linea molto generale quello che è stata la storia di Caorle. Voi sapete, essendo veneziani, Caorle questa nasce come isola fortezza, perché aveva una piccola laguna già in età romana, come una struttura difensiva volta ad ampliare quelle che erano le strutture difensive e commerciali di Aquileia, Oderzo e Concordia, che erano le città principali attorno alle quali si svilupperà un complesso mercato, e attorno a Caorle anche altre strutture verranno edificate come elementi difensivi. Fondamentale sarà poi il porto, che consentiva l'accesso delle merci
nell'Alto Adriatico, e soprattutto poi lo spostamento delle merci poi in ambito territoriale, quindi territoriale dell'entroterra e anche del nord Europa. Quando iniziano le invasioni barbariche attorno al 402, poi successivamente con Attila e gli Unni, però le popolazioni iniziano a spostarsi dall'entroterra verso le coste, a rifugiarsi su queste isole lungo la costa, ed è proprio qui che probabilmente iniziano a svilupparsi i primi insediamenti più stabili attorno a Caorle e ai suoi territori. Soprattutto poi anche tra il VI e il VII secolo, con le invasioni dei Longobardi, si ha un maggiore incremento anche di questi spostamenti, tanto che la stessa popolazione di Concordia, con il suo vescovo, dopo aver messo in salvo la maggior parte della popolazione, gli oggetti preziosi della loro cattedrale, soprattutto le derrate alimentari, si trasferiscono appunto a Caorle e poi torneranno successivamente a Concordia. Queste sono le testimonianze, le ricostruzioni storiche che è stato possibile farle. E quindi la presenza di questi incrementi di popolazione in questi secoli un po' turbolenti, ma comunque la presenza del porto, favoriscono uno sviluppo economico e commerciale di Caorle, che però già verso la seconda metà del XIII secolo ha una repentina decadenza, perché lo sviluppo dei commerci, soprattutto attorno a Venezia, nella zona di Rialto, spingono le famiglie più ricche, le famiglie aristocratiche caorlensi, a spostarsi proprio a Venezia e quindi depauperare la città, la popolazione di importanti risorse. In queste due fotografie emblematiche vedete in quella in basso che è il giardino proprio della canonica di Caorle, che è proprio arredato con elementi di età romana che sono stati ritrovati nel luogo, nei dintorni di Caorle, quindi a testimonianza che c'era un insediamento antico di età romana molto, molto forte, mentre nella fotografia superiore si riconosce benissimo l'attuale Duomo cattedrale col suo caratteristico campanile. Poi naturalmente purtroppo agli inizi dell'Ottocento Caorle sarà considerata comunque sempre una diocesi, un luogo, una sede prestigiosa di diocesi, però sarà considerata anche molto spesso prestigiosa sì, ma anche poverissima, quindi molto spesso, come vedremo, i vescovi che vi si recheranno saranno legati all'ordine mendicante dei francescani, proprio per questa caratteristica anche di povertà insita nella stessa diocesi e nella popolazione. Nel 1807 purtroppo la diocesi viene soppressa, inizialmente per decreto francese napoleonico e poi confermato dagli austriaci, e nel 1819 è la stessa Santa Sede che conferma la chiusura della diocesi di Caorle, che rimane al giorno d'oggi esclusivamente come titolo onorifico, che è occupato da un nunzio apostolico, se non ricordo male, come ad esempio vicino a casa mia conoscerete la Asolo, che ancora oggi è sede episcopale, ma puramente sotto Treviso come diocesi, ma è sede episcopale onorifica, tanto che il Duomo è stato Paolo VI ne ha ripristinato il titolo di cattedrale. La cattedrale, qui noi vediamo la facciata e il dettaglio della bella torre campanaria, non si hanno notizie esatte della sua edificazione, della sua storia. La prima notizia certa risale al 1053, quando viene appunto composto il Chronicum Gradense, nel quale si cita il patriarca il vescovo Elia, patriarca di Grado, che nel sinodo del 579 crea tutta una serie di diocesi suffragane a Grado, tra cui anche Caorle, sostenendo nel Chronicum si parla anche della costruzione di una cattedrale dedicata a Santo Stefano protomartire, di un episcopio e di un castelletto per la difesa del territorio. Naturalmente tutte queste informazioni al giorno d'oggi sono ancora molto discusse, molto, molto dibattute dagli storici. E poi la diocesi, abbiamo un'informazione certa che comunque tra il 615 e il 618 Papa Teodoro conferma la diocesi come sede episcopale nella sede di Caorle.
e sicuramente le notizie dei primi vescovi sono piuttosto imprecise, sono piuttosto oscure. La prima certezza di un vescovo a Caorle l'abbiamo nell'876, quindi sicuramente celebrava messa in una cattedrale, anche se probabilmente gli storici dicono che non è la chiesa che vediamo tutt'oggi, ma era una chiesa simile nella struttura ma di minori dimensioni, che era stata edificata in quella che oggi è la piazza appunto la piazza che occupa principale della città, in cui non so se riuscite a intravedere, qua nella piazza con un lastricato di marmo hanno ricostruito una silhouette di un edificio che vorrebbe ricalcare quello che era la più antica struttura di questa chiesa dedicata, che poi era dedicata a Maria e non a Santo Stefano, con molta probabilità poi trasformata in un battistero, ed era collegata alla cattedrale da un portico di cui vediamo gli speroni di sostegno sulla facciata. C'era un collegamento, un portico che collegava questa più antica struttura antistante la cattedrale e la torre campanaria, che però già nel Settecento erano in precarie condizioni, tanto che ne viene auspicata la demolizione. L'attuale cattedrale è edificata, come vedete dalla scaletta, nel 1038 dal vescovo Bono, che la edifica nelle strutture che ancora oggi vediamo. E al 1247 è una data importante, perché questo vescovo Rainaldo consacra l'altare a Santo Stefano, e in questa data viene inglobato nell'altare una cassa di marmo e metallo, piombo, dentro la quale vengono inserite le reliquie dei santi patroni di Caorle e di molti altri santi, tutte con le loro autentiche e accompagnate da una lamina in piombo nel quale erano elencate tutte le reliquie e i santi custoditi in questa cassa di marmo e piombo, che verrà poi ritrovata, questa cassa, nella metà del Seicento, quindi in piena età barocca, e quindi sarà poi uno sprone per la realizzazione di tutta una serie di reliquiari per riordinare questa enorme quantità di reliquie. Con molta probabilità giungono a Caorle questo cospicuo numero di reliquie dopo la caduta di Costantinopoli per mano dei Latini nel 1204. Quindi dalla capitale dell'impero romano d'Oriente affluiscono a Venezia e nei territori europei un'enorme quantità di reliquie e di oggetti preziosi, quindi sicuramente anche Caorle non è esente. L'altra data fondamentale per la cattedrale è il 30 agosto del 1655, quando il vescovo Rusca, dopo ingenti lavori di restauro, la riconsacra, poiché secondo la documentazione del 1655 non erano stati trovati gli atti di consacrazione della cattedrale, quindi si rende necessaria una cerimonia per consacrare ufficialmente la cattedrale. Questa è la cattedrale, il Duomo cattedrale come lo vediamo attualmente, nelle sue linee, queste romanico-bizantine, pulite dopo un restauro novecentesco che ha tolto tutte le sovrastrutture barocche e rinascimentali, e al suo interno, ecco, questa è la lapide che si legge, che ricorda all'interno della cattedrale, che ricorda appunto la consacrazione avvenuta, come si usava allora, come nella traduzione, 3 giorni alle calende di settembre, quindi al 30 di agosto, giorno ancora oggi durante il quale la comunità di Caorle festeggia la consacrazione, appunto la dedicazione della chiesa. Un dettaglio della facciata, perché è interessante,
perché a parte il monito che la Chiesa è un luogo per appunto per purgare i vizi e trasformarli in virtù, e sotto c'è questa preghiera del vescovo buono, probabilmente questo vescovo che ha edificato la Chiesa, ma è interessante ai lati, vedete queste due sculture che notate nell'ingrandimento, che sono manifatture di età bizantina con molta probabilità del IV secolo, che provengono con molta probabilità da ambiente dalla capitale, da Costantinopoli, sicuramente dopo il 1204, quindi a sottolineare i profondi rapporti culturali e soprattutto commerciali che c'erano fra l'Alto Adriatico, Caorle, e i territori imperiali dell'Oriente. Perché questo sarà appunto un elemento importante per la storia di Caorle e anche per tutto il territorio altoadriatico. E naturalmente questo è un dettaglio dell'affresco all'interno della cattedrale, che raffigura Santo Stefano orante presso il trono della Vergine, quindi patrono della Chiesa. Riguardo, sapete che Santo Stefano appunto è uno dei diaconi scelto dagli Apostoli. Il suo culto, morto probabilmente attorno tra gli anni 30 e gli anni 40 d.C., e la leggenda aurea narra che dal 415 d.C. Santo Stefano con l'Arcangelo Gabriele apparve in sogno a un sacerdote che gli rivelò la sepoltura appunto del santo, e che venne poi traslato nella chiesa di Sion, la chiesa di Sion lì a Gerusalemme, e che poi per un errore una matrona bizantina, volendo portarsi a casa le spoglie del marito, portò invece a Costantinopoli le spoglie di Santo Stefano. E questo è un caso curioso, veramente, che mi avete fatto. È naturalmente la leggenda, la tradizione, però recentemente in un comune vicino a Bassano, dove c'era un'antichissima sagra, festa dedicata al santo patrono, in occasione, essendo molti centenaria questa festa, hanno fatto una ricognizione delle reliquie del santo patrono, e i dottori, i medici che hanno fatto l'analisi delle ossa hanno detto: guardate che queste sono le ossa di una donna e non corrispondono all'anno di vita del santo patrono. E quindi subito i miei colleghi di redazione: ecco Alberto, vedi la falsità delle reliquie. Io ho detto: nulla esclude che, cercando la vera tomba del santo, nel passaggio del tempo, nella confusione che si poteva creare, abbiano aperto la tomba pensando fosse la tomba del santo, abbiano aperto invece la tomba magari di una devota che voleva essere sepolta accanto al santo, come appunto è capitato in questo caso. Comunque è interessante che il culto di Santo Stefano si sviluppa nei territori dell'impero, soprattutto in ambito costiero, probabilmente grazie ai rapporti commerciali che si instauravano nel tempo, cosa non usuale, perché in tempi molto più certi e non sospetti abbiamo un'altra grande testimonianza in tal senso, forse la più famosa, appunto il culto di San Nicola di Bari, che dal sud Italia, grazie ai rapporti commerciali, si sposta nel nord Europa, diventando appunto quello che è conosciuto nel periodo appunto di dicembre, che è Santa Claus, e poi si sviluppa come Babbo Natale. Babbo Natale non è altro che San Nicola trasformato, ma è proprio la migrazione del culto di San Nicola da Bari che si sposta nel nord Europa. E la stessa cosa avviene anche per il culto di Santo Stefano nei territori costieri, che dall'Oriente e dall'Africa soprattutto si spostò nei territori costieri. E c'è un dibattito anche gli storici perché il Chronicum Gradiense dice che la cattedrale è stata dedicata subito a Santo Stefano protomartire, altri storici dicono che invece no, c'era una chiesa dedicata a Santa Maria, e che invece il culto di Santo Stefano protomartire arriva da Concordia per il trasferimento del vescovo. Altri invece dicono che Concordia era dedicata ai 12 apostoli e
portano il culto di Santo Stefano quando rientrano dopo aver lasciato Caorle, quindi gli storici stanno ancora dibattendo su questo argomento. Il museo di Caorle comunque è veramente un piccolo gioiello del nostro territorio e fu fondato nel 1975 appunto da Monsignor Marchesan, che fu un parroco di Caorle che si adoperò moltissimo per la comunità, tant'è che ancora oggi è ricordato con molto affetto e ci sono anche vie e luoghi a lui dedicati. E questo è un museo che raccoglie, come vedete dalla fotografia, oggetti di varie epoche, tessuti e tutto quello che serviva al servizio della cattedrale. E quindi io temevo di trovarmi davanti a un museo fermo agli anni 70. Invece, grazie ai volontari e alle amorevoli cure appunto dei parrocchiani, un po' alla volta si stanno dedicando al restauro dei vari pezzi, con enormi sacrifici per riuscire a trovare i fondi, e soprattutto hanno aggiornato i cartellini degli oggetti in italiano e in inglese. Ci sono schede esplicative in più lingue e, come vedete, hanno addirittura predisposto delle tabelle che spiegano gli oggetti, a cosa servivano, quindi c'è stato veramente un amore, un desiderio di crescita verso questo museo, che offre una campionatura veramente importante e pregevole di quella che è stata la produzione veneziana e non solo. Tra gli oggetti più importanti e caratteristici che conserva il tesoro di Caorle è l'oggetto che qui vedete, che è questo reliquario Encolpion del dito di Sant'Eustachio. Con molta probabilità sicuramente arriva da Costantinopoli, perché è una tipologia di reliquiario molto rara che esplicita la reliquia che esso contiene, appunto il dito di Sant'Eustachio, perché anche nella forma vuole ricordare un dito. La presenza dei due anelli fa ipotizzare che si trattasse di un reliquiario che veniva portato al collo, quindi dal pellegrino, come elemento apotropaico nel corso dei pellegrinaggi del viaggio, o anche probabilmente potesse essere appeso all'icona che raffigurava il santo, quindi ci fosse la venerazione dell'icona e anche della reliquia. Sappiamo che è Sant'Eustachio perché qui in greco appunto è riportato il nome Eustachio, altrimenti dall'iconografia sarebbe ben difficile poterlo riconoscere, perché come voi sapete Sant'Eustachio nella sua iconografia più tradizionale è accompagnato col cervo che ha il crocefisso, o l'apparizione del crocifisso fra le corna. Comunque particolarmente, a mio avviso, tenete conto, siamo nel XIII secolo, particolarmente raffinata la raffigurazione di questo santo, attraverso il quale con semplici linee costruttive molto essenziali si crea l'intensità della figura umana, anche questo plasticismo, anche se bidimensionale, con questi polsi slogati tipici dell'iconografia bizantina proprio di quell'epoca, però consentono veramente di comprendere la grande raffinatezza e competenza iconografica che avevano le maestranze nelle officine imperiali. Questo è un piccolo, per me era stata la prima volta che vedevo un oggetto del genere, sono particolarmente rari ed è l'unico, almeno Letizia correggimi, è l'unico caso che abbiamo qui in Veneto, almeno non ho avuto anche ho provato a fare ricerche se anche altre regioni, soprattutto della costa adriatica, possedessero oggetti similari, ma io non sono riuscito a trovarli, quindi è veramente una rarità che abbiamo a Caorle. Questi sono appunto gli oggetti che conservano con maggior premura. Poi tra gli altri oggetti di epoca medievale c'è questo reliquiario a mano di Santa Margherita. Secondo alcuni storici non appartiene in origine alla chiesa al Duomo di Caorle, ma alla chiesa di Santa Margherita che si trovava sul Livenza, poi abbandonata, e quindi la reliquia fu portata in cattedrale. È un oggetto particolare, dalle fotografie io riuscivo a capire poco, ho dovuto andarlo a vedere e fotografarlo. Come vedete
vedete voi stessi, è un oggetto molto rimaneggiato che ha subito tanti lavori di restauri, rimaneggiamenti in epoche successive, tant'è che ancora oggi gli storici sono dubbi. Sì, infatti vedete che la datazione è molto ampia, sono dubbi se datarlo appunto, se sia un pezzo originale o se sia addirittura un pezzo rifatto con parti più antiche, parti nuove, perché vedete anche la struttura stessa del braccio è estremamente semplice, liscia, molto usurata, i dettagli della mano, vedete, sono stati reinsaldati, ricomposti in più occasioni, l'anello di cesura in argento, queste non sono gemme, sono vetri colorati, è fortemente danneggiato, e questo ha lasciato perplesso me, ma anche storici che si sono occupati di questo tesoro anche negli anni precedenti. E questo perché? Perché questa tipologia di oggetti è presente anche qui a Venezia. Sicuramente avete visto quegli splendidi esemplari che sono nel Tesoro di San Marco, oppure anche a Santa Polonia ce ne sono di esemplari molto belli, ma è molto diffuso anche per tutto in molte chiese dell'Alto Adriatico, Dalmazia, Istria e Friuli. E la caratteristica che hanno questi oggetti è quella di essere molto elaborati, molto decorati, di avere nella maggior parte dei casi una decorazione molto attenta, molto ricercata, e questo è totalmente anonimo invece da questo punto di vista, e questo ha fatto fa pensare che possa essere invece una manifattura successiva all'epoca che viene riportata, quindi questo sarebbe Letizia sarebbe un ulteriore elemento da prendere in mano, consultare i documenti e ricostruire la storia di questo oggetto. Come voi sapete, frequentando in questi anni i corsi che ha promosso Letizia, sapete bene com'è difficile ricostruire l'oggetto, la storia di un oggetto liturgico, di un'oreficeria, soprattutto particolarmente antico, e quando i documenti sono piuttosto avari di informazioni. Questo è uno degli oggetti più belli che abbiamo all'interno della Regione Veneto, è il reliquiario del Preziosissimo Sangue, una splendida opera di gotico internazionale attribuita a un anonimo orafo ambito veneziano. Notate la raffinatezza dell'oggetto nelle sue armonie compositive, ma anche la base decorata a smalto traslucida, sul quale poi sono stati incastonati gli elementi in argento dorato in modo da creare questo effetto di colore, di cromia particolarmente raffinato. Notate la delicatezza e la cura con cui è stata curata la cornice di chiusura del vaso in cristallo di rocca, con questa alternanza di pinnacoli e tabernacoli. Un oggetto, come vi dicevo, realizzato probabilmente a Venezia da un maestro che era ben conscio delle grandi tradizioni, delle innovazioni gotiche che stavano arrivando anche dall'Europa. Alcuni dettagli, notate la delicatezza dei nodi, del nodo alla base, del nodo architettonico, o della parte sommitale dentro la quale è incastrato un cristallo di rocca. È un oggetto così tra la fine del 300 e gli inizi databili con certezza alla fine del 300 e gli inizi del 400, con molta probabilità ha subito dei rimaneggiamenti in età settecentesca, e questo ci è testimoniato dalla base, perché vedete questa è una base settecentesca sul quale è inciso lo stemma del vescovo Civran, vescovo di Chioggia, che dona questo reliquiario a Caorle nel 1776. Il reliquiario era naturalmente, come lo avete riconosciuto dalla forma, un ostensorio per il Corpus Domini. Queste erano le classiche forme degli ostensori che erano tipiche fino al 500 inoltrato, poi col Concilio di Trento cambia completamente la tipologia e impone la struttura della tipologia di ostensorio raggiato. Mi pare che solo il rito ambrosiano a Milano abbia ancora il privilegio di usare dell'ostensorio a vaso.
Trasformato in reliquiario, qui nella coppa di cristallo è custodito questa teca sempre in vetro che custodisce una terra della terra proveniente dal Golgota di Gerusalemme. E per questo ed è la cosa commovente che ancora oggi la comunità di Caorle lo usa in occasione del Venerdì Santo. Lo portavano anche in processione, mi raccontavano, però ultimamente non si fidano più perché è un po' traballante, infatti stanno cercando i fondi per farlo restaurare e mi dicevano la difficoltà, a parte reperire i fondi, ma trovare un restauratore che sia in grado di approcciarsi a questa tipologia di oggetti. La maggior parte hanno rifiutato. Infatti sono oggetti particolari che hanno necessità di un'altissima specializzazione in materia di oreficeria. Comunque vi dicevo, vedete, questa è una base settecentesca in cui il vescovo Cibran fa incidere questa dedica che dona questo reliquiario nel 1776, quindi è un'acquisizione tra virgolette recente per il tesoro di Carlo, anche se è un oggetto tra i più belli, uno degli oggetti di oreficeria sacra tra i più belli che possediamo in Veneto. L'altro oggetto particolarmente interessante per il tesoro di Carlo è quello che qui vedete, che è il reliquiario del capo di Santo Stefano, una reliquia veramente importante perché possedere la testa del santo titolare era veramente un motivo di grande prestigio e grande importanza per la diocesi. Con molta probabilità anche questa giunge da Costantinopoli dopo il 1204, anche se nel 1246 questa famosa targa plumbea parla di parti di corpo di Santo Stefano, addirittura delle vesti, e il capo di Santo Stefano inizia a essere citato dalla metà del Seicento all'interno di un prezioso reliquiario, ma è probabile sicuramente che un oggetto del genere fosse già di più antico possesso da parte della comunità caorlense. Un reliquiario che viene realizzato da un maestro orafo di grande esperienza, grandi competenze in età barocca, ed è una tipologia tipica appunto del Seicento, che vuole manifestare attraverso appunto questa cupola in vetro che mostra il cranio di Santo Stefano, vuole manifestare quell'aspetto invisibile anche della devozione, quindi rendere più esplicito ancora ai fedeli la testimonianza di Santo Stefano attraverso questo oggetto, che è anche di notevole dimensione perché sono un 40 centimetri di oggetto, quindi un oggetto che è particolarmente importante, che deve aver avuto anche un costo notevole per la comunità. Particolarmente raffinato, come vedete nello sbalzo della base, tipica delle manifatture veneziane, appunto tra 600 e 700, con questi putti che giocano fra elementi vegetali. Questo è il nodo con le testine aggettanti realizzate a fusione, anche molto raffinate, le cerniere che chiudono la cupola di vetro che sigilla il capo. Notate anche questo angelo realizzato a fusione, particolarmente delicato e ben plasmato nelle sue forme. Oggetti simili composizioni si riscontreranno anche in altre opere del Seicento e anche per tutto il Settecento, anche in altre tipologie di reliquiari e altre anche per gli ostensori, come vedremo. Altro reliquiario che si discostano, ecco, quello di Santo Stefano e quello che qui vedete si discostano dal maggior parte dei gruppi di reliquiari presenti a Caorle, perché sono una tipologia proprio completamente diversa. Quello che qui vedete, io non ho mai trovato riscontri nell'ambito veneziano e veneto di questa tipologia, e anche dai documenti, dagli studi che ho potuto consultare precedenti, è attribuita a una bottega ambito romano. In effetti nel corso delle mie esperienze di studi, tipologie similari le ho riscontrate maggiormente dal centro Italia in giù. Ho provato tramite alcuni contatti romani se riuscivano a identificarmi esempi a Roma di tali esemplari di epoca seicentesca, ma non abbiamo avuto fortuna. Forse continuando a cercare magari arriverà.
arriverà qualcosa per riuscire a ricostruire la storia di questo oggetto, perché anche è sempre interessante ma è anche difficile, come vi dicevo, riuscire a comprendere come mai un oggetto simile, forse di ambito romano, giunga fino a Caorle, quindi riuscire a ricostruire i suoi percorsi. È un oggetto particolarmente importante, di notevoli dimensioni, con veramente un pregevole, un bel plasmato, come potete vedere da questa testa decollata di San Giovanni, appoggiata sul piatto da cerimonia, corretto dai 2 putti, e anche l'Agnus Dei che si regge sul libro dei sigilli, particolarmente raffinate, anche molto delicate le palme e gli elementi floreali, e il cartiglio su cui è incisa la frase tratta dal Vangelo di Matteo 11,11, nella quale fa che non c'è uomo più tra gli uomini nati da donne non ce n'è uno più grande, appunto, di Giovanni il Battista. E il dettaglio della reliquia con ancora l'autentica originale. Non siamo riusciti a identificare questo stemma, bisognerebbe fare perché se fosse di un cardinale romano o di un cardinale veneto potrebbe permettere, anzi è un arcivescovo, scusate, perché dal numero di nappe è un galero arcivescovile quello. Però non siamo riusciti a ricostruire, a capire a quale prelato appartenga. Anche questo stanno cercando di restaurarlo come il reliquiario del preziosissimo sangue, quindi rapporti con la sovrintendenza, ma soprattutto con la curia patriarcale di Venezia, perché per eseguire il restauro bisogna rompere i sigilli e quindi c'è bisogno dell'autorizzazione del patriarcato o dell'autorità appunto episcopale competente. Fa il reliquiario dei santi patroni Gilberto, Stefano, Margherita e Rocco, ambito veneziano. Inizia la serie, quella più classica delle produzioni veneziane, che caratterizza la maggior parte dei tesori di Caorle. Un reliquiario a mostra molto importante come dimensione, perché anche qui siamo attorno a oltre i 40 centimetri, quindi un lavoro di ricerca a sbalzo particolarmente interessante e raffinato, tipico delle produzioni veneziane, come potete notare anche dalla delicatezza di questi ornamenti fitoformi sulle ali della mostra, e anche dalle teste dei putti. E nella teca centrale sono raccolte le 4 reliquie dei santi 4 patroni del Duomo di Caorle. Particolarmente carino questo reliquiario dedicato a Sant'Antonio da Padova, che nella base e nel nodo riprende modelli e schemi, a mio avviso anche scarabelliani, perché nella produzione di Angelo Scarabello, che è stato uno dei più importanti orafi veneti del Veneto, che lavorò per le più importanti istituzioni ecclesiastiche del territorio, proprio si riscontrano questo gioco di elementi di sbalzo d'argento ed elementi dorati per creare questo elemento di bicromia e di dinamismo all'interno sull'oggetto, che trovo particolarmente interessante anche per la presenza di questo baldacchino, le cui tende si discostano per mostrare la reliquia di Sant'Antonio, anche una reliquia particolarmente importante per dimensione, perché deve essere un dito o l'elemento di una mano, quindi tenendo conto che il santo era particolarmente parsimonio nel distribuire le reliquie del loro santo patrono, è veramente notevole che abbiano concesso una tale reliquia alla diocesi di Caorle, tenendo conto che alla Salute a Venezia ne avevano concesso, mi pare, un femore. Devono aver concesso un femore, perché appunto alla Salute si conserva questo stupendo reliquiario a Fiala, che è stato recente, proprio il 13 giugno ha fatto questa traslazione dalla Salute fino al Santo e poi lungo le vie d'acqua. E quindi dimostra che comunque la diocesi di Caorle godeva ancora di un certo prestigio all'epoca prima della soppressione.
Questo oggetto reliquiario invece è una stauroteca, come notate con molta probabilità l'unione di elementi differenti di epoche diverse, come ci dimostra la base, adorna degli elementi della passione e il nodo vasiforme con le testine di cherubini aggettanti, ma la croce in cristallo di rocca e filigrana risponde a un'epoca successiva rispetto alla base, quindi con molta probabilità realizzati in epoche differenti e poi assemblati, o forse probabilmente anche la parte superiore andata rotta, andata danneggiata, quindi rimaneggiata e riadattata alla base sottostante. Queste sono tipologie di reliquiari, come vedete, tipici dell'ambito veneziano, reliquiari a mostra quindi di San Luca e di altri santi, che sia nelle basi che nei nodi vasiformi a oliva e nel plasmato delle teche mostrano questo gioco di volute ed elementi architettonici e floreali, e proprio tipici di quella che è la grande produzione veneziana appunto per tutto il Settecento, tanto che la maggior parte dei prodotti venivano realizzati anche in modo seriale e poi adattati anche a seconda delle esigenze del committente o di chi ne faceva richiesta. E tra gli ostensori, uno dei più interessante a mio avviso è quello che qui vedete, perché si tratta di una manifattura non veneziana ma di ambito tedesco, come denotano i punzoni che vedete, e soprattutto siamo fortunati perché è datato 1697, qui l'autore ci ha lasciato anche la data di realizzazione. È di notevoli dimensioni, perché siamo quasi sui 50, cioè oltre i 50 centimetri di altezza, e gli elementi decorativi denotano proprio una formazione comunque proveniente dal nord Europa, assolutamente non veneziana. Come potete notare nel basamento praticamente bombato, ovoidale del basamento, bombato con questi raffinati cherubini, esemplari similari si riscontrano anche in alcuni calici di manifattura comunque tedesca presenti anche nel Tesoro del Santo, in altri reliquiari, e ho memoria proprio di un reliquiario similare nel Tesoro imperiale della Hofburg, quindi tra le reliquie appartenenti alla cappella imperiale, in cui c'è proprio una base similare, ovoidale e molto bombata, e anche nella teca, che presenta la teca così appunto con questa forma oblunga e non circolare, come è la caratteristica invece delle produzioni veneziane. Notate anche la raffinatezza, questi raggi lanceolati e fiammeggianti sui quali si sormontano questi grappoli d'uva, che vanno a circondare poi la figura del Padre Eterno collocato alla sommità dell'ostensorio. E gli altri ostensori invece presenti nel tesoro sono più aderenti alla grande tradizione veneziana, come vediamo nell'esemplare qui fotografato, quindi vedete ancora piena esplosione di età barocca, quindi una base molto ben plasmata, su cui ritornano queste figure di angeli che reggono la mostra raggiata, concludenti con la figura di Cristo risorto e benedicente. Vedete proprio la base come ripete quegli schemi tipici della manifattura, delle produzioni veneziane, comunque venete proprio di quell'epoca, e con giochi cromatici di elementi argentati ed elementi dorati, e anche nella figura della mostra ben plasmata, con questo gioco di nuvoli e teste di cherubini. L'ostensorio che qui vedete invece è il più imponente per dimensioni fra i tre, ambito veneto-veneziano, sicuramente in piena Settecento, ma ha subito un rimaneggiamento sicuro agli inizi dell'Ottocento.
perché noterete che il cuore immacolato, il sacratissimo cuore di Cristo collocato al posto di Cristo Redentore, nel plasmato e nella forma si discosta completamente dal resto dell'oggetto, ma soprattutto c'è confermato da questo punzone che è la testa di cavallo, che era il punzone applicato per i restauri su argenti antichi ante 1810, quindi successivo alla caduta di Venezia e in quel periodo di passaggio fra il dominio napoleonico e il dominio austriaco. Quindi questo oggetto è stato sicuramente rimaneggiato nei primi decenni, nei primi anni dell'Ottocento, e qualcuno vede in tale ostensorio quell'ostensorio che fu regalato dall'ultimo vescovo di Caorle, il vescovo Peruzzi, il quale lasciò, le cronache dicono che lasciò un prezioso ostensorio in cambio del pastorale dei vescovi caorlensi che si era portato via a Chioggia. La diocesi appunto di Caorle viene soppressa, lui viene spostato a Chioggia e si porta via come souvenir il pastorale, l'antico pastorale dei vescovi di Caorle. Fatto sta che questo antico pastorale poi scompare, che pare sia stato fuso, quindi è un oggetto antico, comunque sicuramente antico, sicuramente pregevole, che è andato purtroppo perduto, e abbia sostituito appunto questo oggetto o questo pastorale col dono di un ostensorio. E mi diceva il signor Roy, e qualche storico è propenso a pensarlo, ma non ci sono documenti, attualmente non sono stati riscontrati documenti, che l'ostensorio che qui vedete sia appunto l'ostensorio lasciato dal vescovo Peruzzi. Nella serie dei calici, questo è il calice, tra i calici forse il più importante, il cosiddetto calice di Santo Stefano, quindi ambito veneto del Settecento, detto così, vedete, un calice solenne, molto ben plasmato, perché presenta sulla base le figure di Santo Stefano, patrono del Duomo, accompagnato da Sant'Antonio di Padova e da San Francesco, mentre nel nodo si riconosce l'Arcangelo Gabriele, l'Annunziata e San Giovanni Battista. La cosa curiosa, come mai Santo Stefano, patrono del Duomo, è accompagnato a due santi importanti dell'ordine francescano? Questo perché molti vescovi di Caorle provenivano dall'ordine francescano, quindi probabilmente un regalo fatto al nuovo vescovo in occasione della sua elezione episcopale o dalla comunità, e quindi si crea l'associazione fra il santo titolare si è creata l'associazione fra il santo titolare della cattedrale e i santi appunto particolarmente cari all'ordine francescano. Quindi poi è rimasto in dotazione al tesoro della cattedrale. Calici questi invece produzioni tra 600 e 700 di ambito veneziano, con le tipiche testine di cherubini decorate con elementi vegetali e incisioni, il nodo ad oliva con le testine aggettanti, il sottocoppa traforato a giorno, il nodo vasiforme inciso. Questo è proprio produzioni che si riscontrano in tutto il territorio veneziano, e naturalmente i famosi calici di San Marco, di cui Venezia e il territorio Venezia del Friuli e del Veneto sono assolutamente pieni, perché nel corso degli studi, di indagini varie, ne ho riscontrato veramente un'enorme quantità di questa tipologia. Probabilmente il calice che qui vedete risente ancora di elementi particolarmente barocchi per questa base molto più imponente e aggettante rispetto ai due che accanto, che presentano una base più sobria perché abbassata, ma comunque sono molto eleganti e raffinati in questo gioco di modanature proprio tipici del cosiddetto stile San Marco, che avrà un enorme successo e una grande diffusione su tutto il territorio veneziano.
Le croci d'altare, sopravvissute dell'età barocca, queste due, particolarmente non di grandi dimensioni. Questa qui particolarmente curiosa perché nel basamento è ricostruito il colle del Golgota, perché voi sapete che secondo un'antica leggenda il colle del Golgota, oltre ad essere il luogo della crocifissione di Gesù, per un'antica leggenda era anche il luogo di sepoltura di Adamo. Quindi le ossa, il cranio e le ossa che qui vediamo sono la raffigurazione del corpo di Adamo, il cui peccato originale viene lavato dal sangue di Cristo. Per questo nelle crocifissioni molto spesso è raffigurato un teschio alla base della croce, appunto il peccato originale che viene lavato col sangue di Cristo. Mentre questa croce d'altare con elementi polilobati sulle terminazioni presenta proprio uno stilema più tipico dell'età barocca veneziana. Le cartaglorie di notevoli dimensioni sono anche particolarmente numerose, tenendo conto che il territorio subì nel corso dei tempi anche un notevole depauperamento di popolazione e di risorse. Si rivelano degli interessanti elaborati ambito veneto, particolarmente ricchi nel plasmato, in questi giochi di foglie da canto ed gli elementi liturgici come i calici e teste di corubine di notevole dimensione, perché la cartagloria principale sarà poco meno di 1 metro, quindi un notevole oggetto di liturgico che presenta questa cospicua lavorazione tipica dell'età barocca, accompagnata dalle 2 di secondo grado. Questa altra cartagloria è probabilmente realizzata per l'altare maggiore di Santo Stefano ed abbiamo la fortuna che è datata 1708. Anche se abbiamo poi comunque i punzoni del Leone Moeca e dei sazzadori di zecca nella maggior parte dei casi. Con molta probabilità è stata rimaneggiata, vedete comunque qui incisa la data, un bel plasma, le decorazioni sono realizzate veramente con una certa dovizia, quindi sicuramente maestri di notevole competenza. Probabilmente la parte sommitale che reca l'effigie di Santo Stefano a mio avviso ha subito un rifacimento, perché vedete la testina non sembra coincidere perfettamente, presenta un plasmato un po' meno raffinato rispetto al resto della lavorazione, e probabilmente anche essendo a tutto tondo era anche l'elemento un po' più fragile della cartagloria, che quindi può aver subito dei danni e essere stata sostituita in epoche successive anche da maestri non particolarmente esperti. Anche qui ancora una serie di 3 pezzi di cartaglorie, la centrale particolarmente importante come dimensioni, tipiche proprio dell'evoluzione barocca settecentesca, e con queste volute, questi giochi di onde e di specchiature che contengono le preghiere liturgiche. Qui questa cartagloria in ottone, che però risente di elementi settecenteschi come nei piedini arricciati o nella parte sommitale con specchiature ed elementi di giochi di volute semplificati, sono state databili fa fine Settecento, inizio Ottocento, realizzati in ottone, quindi in materiale meno pregiato, meno costoso dell'argento, però sono particolarmente, a mio avviso, particolarmente raffinate, data anche l'epoca, che risente anche, come i calici San Marco, di un abbandono degli stilemi barocchi e rococò settecenteschi verso una ricercatezza e una maggiore semplicità delle forme. Questa è la navicella per l'incenso di età barocca, l'unica che sia sopravvissuta appunto all'interno del tesoro, che come vedete ha la classica forma a navicella per raccogliere l'incenso, e con questa decorazione incisa molto raffinata, molto precisa, quindi
che è stata usata fino a non molto tempo fa. Contrariamente si è mantenuta meglio del turibolo a cui si accompagnava, che come vedete ha subito l'uso e l'usura del tempo, soprattutto nella lavorazione a giorno della parte superiore, che è stata ampiamente rimaneggiata e ritoccata e riparata in più occasioni. Adesso anche il cuore, la parte che accoglieva le braccia, è stata rifatta con un pezzo contemporaneo in rame. Mi raccontava il signor Roy che fino a non molto tempo fa, quando era ancora in uso, le parti delle braccia erano accolte in una latta per il caffè che era stata reimpiegata. Quindi, giustamente. Adesso però, mentre la maggior parte degli oggetti sono ancora in uso, questo turibolo è gelosamente conservato in museo, non viene più toccato perché ha una certa fragilità al giorno d'oggi. Diciamo che il suo lavoro lo ha svolto nel corso dei secoli. La muta che qui vedete è particolarmente interessante. Gli occhi magari più esperti di voi che frequentate questi corsi, i corsi di Letizia da più anni, sicuramente noteranno la particolarità. Vediamo se c'è qualcuno che sa dirmi perché è particolarmente interessante questo servizio che si trova a Caorle. No, in realtà è molto evidente, perché anche il signor Roy mi ha fatto questo giochetto. Io ho detto sì, sono 7 candelabri. Il numero 7 dei candelabri è un numero riservato esclusivamente ai pontificali e alle messe per i vescovi. Quindi è particolarmente interessante per questo che a Caorle poi si sia conservato questo servizio per messa pontificale, che è un servizio sicuramente della fine del Settecento, poi rimaneggiato nell'Ottocento. Si conservano i 7 candelieri d'altare con la croce, probabilmente una croce processionale poi reinnestata su una struttura, e si conservano anche 6 candelieri maggiori, appunto, che venivano, perché sono di maggiori dimensioni, che me li ha tirati fuori dal magazzino appositamente, questi non sono esposti, che venivano collocati sull'altare, sulle parti alte dell'altare. Quindi sono riusciti a conservare tutto il parato. Un parato, come vi dicevo, rimaneggiato, perché vedete dalla base, dalla lavorazione delle lamine d'argento, dall'uso dei chiodini, dallo sbalzo, sicuramente di manifattura settecentesca, tardo settecentesca. Mentre vedete nei nodi e negli elementi della struttura della croce e anche dei candelabri, sicuramente un intervento ottocentesco molto evidente per la nitidezza, la diversa lavorazione dell'argento, ma soprattutto anche la diversa lavorazione negli elementi decorativi, che sono molto più netti e più precisi, il che fa pensare a elementi meccanici anche nella loro realizzazione. Ma vedete proprio la differenza proprio di lavorazione dell'argento fra la base e la parte dei nodi, la parte superiore. Questo servizio è particolarmente importante e caro, non perché sia perché dimostra come la comunità, il tesoro di Caorle sia ancora un tesoro vivo e particolarmente caro alla popolazione locale, che cerca di valorizzarlo nel migliore dei modi anche nell'ambito della liturgia. Quindi riuscire a recuperare dove possibile, dove naturalmente non ci sia pericolo conservativo per l'oggetto, anche proprio riutilizzarlo nelle solennità, nelle feste grandi, perché questo servizio per pontificale è quello che fu usato da Benedetto XVI quando venne a Venezia per celebrare la messa a San Giuliano. In tutto il patriarcato di Venezia, la stessa San Marco, non possedevano un servizio per pontificale, quindi di 7 candelabri con croce da poter essere utilizzati nella messa pontificale del pontefice. Quindi è un orgoglio particolarmente sentito a Caorle che loro, diocesi di antica fondazione soppressa, conservino ancora
questo servizio da pontificale usato poi dal Papa. E questo dimostra come questo tesoro, anche se piccolo, in realtà è particolarmente importante per la storia del territorio veneziano e del territorio veneto, per il territorio di una popolazione che in questo tesoro, nella sua Chiesa, nella sua fede, nelle sue tradizioni, si può anche identificare, perché molto spesso attraverso le oreficerie noi gli oggetti preziosi, possiamo fare una lettura anche antropologica di un territorio e di una popolazione, e questo è un ulteriore spunto di poter approfondire gli studi di questo piccolo ma interessantissimo tesoro. Io con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Mascherata. Ecco, indubbiamente, intanto se qualcuno di voi ha delle domande da fare è una bella occasione. E poi sicuramente ho trovato molto bella questa conversazione, anche perché c'è stata una interessante contestualizzazione storica. Solitamente si parte con gli oggetti e raramente ci si sofferma sul contesto, che invece è la cosa importante. Oltretutto questo di Carlo è anche poco conosciuto, e quindi vedete quanto importante sia. E mi piace anche il fatto che, come si diceva anche altre volte, questi oggetti siano oggetti d'arte ma anche instrumenta fidei, quindi insomma sono chiamati a svolgere un ruolo all'interno della Sacra Liturgia, e quindi è bello che abbiano questo ruolo vivente e che la comunità li veda inseriti anche all'interno di questo discorso. Sì, cioè proprio mi diceva il signor Roy, tenendo conto che poi sono tutti volontari che portano avanti il museo, cercano di custodirlo, di raccogliere i fondi, proprio sentono veramente un'affezione proprio particolare, veramente importante verso questo tesoro, verso tutto quello che è la tradizione e la storia di Caorle, che cercano di portare avanti soprattutto con grande passione. Infatti ho visto anche a Chioggia, quando siamo andati, poi quando ero andata a fare il sopralluogo, che avevano creato addirittura un video per spiegarlo ai ragazzi, questo museo. Un video che cambia in continuazione secondo dei temi che si vogliono affrontare. E quindi mi era piaciuto molto questo, che dentro il museo c'è una sala con delle seggiole dove le persone possono parlare, quindi gli adulti ma anche i ragazzi, di queste cose. E quindi mi sembra molto importante, insomma, questo aspetto, che magari viene un po' meno all'interno delle grandi città, dove la vita caotica e anche uno stile di vita più prosaico rende difficile un raccoglimento anche spirituale più intimo, e quindi anche una condivisione di quello che è il patrimonio totale di una chiesa, che è anche quello simbolico, insomma. Volevo solo fare un appunto sul dato non mi ricordavo di questi reliquiari molto preziosi, veramente molto rari, che non si trovano nemmeno nei grandi musei, quelli iniziali, li ho molto apprezzati, molto belli. E poi anche il fatto della delicatezza del restauro, perché molte cose complesse che sono state restaurate di questi oggetti, solitamente, a mio avviso, data l'esperienza diretta che ho avuto, perché ho lavorato anche con delle cose per loro di studio, l'opificio delle pietre dure rimane, a mio avviso, un punto di riferimento. Punto fermo a livello internazionale. Fermo per fare questo tipo di restauri, perché implica innanzitutto è trattato come un piccolo paziente l'oggetto, cioè viene fatta una lastrina, vengono fatte le analisi del sangue, come dico io, quindi vengono analizzate tutte le componenti chimico-fisiche e dopo si studia l'intervento e le problematiche, perché poi lì c'è anche il problema: lo restauriamo, cosa vuol dire? Lo reintegriamo, ne diamo la funzionalità, si vede il restauro, lasciamo come, cioè ci sono anche delle scelte di tipo storico, funzionale, che sono abbastanza delicate. Riguardo quel reliquiario a braccio, evidentemente è un pezzo molto interessante, anche se privo di tutta la decorazione, perché evidentemente era una base. Secondo me lì è solo una base, perché solitamente abbiamo visto anche quei reliquiari di Caorle e quelli poi dell'area dalmata, che sono parenti stretti, come fossero effettivamente arredati con decori. Questo invece è semplicemente quasi la base seriale che serve per
per essere poi rifinita dal committente secondo il gusto esattamente, suo. ma il bello, purtroppo dalle fotografie uno se ne rende conto veramente poco, nonostante io abbia cercato di rendere più evidenti certi dettagli, proprio, ma guardandola dal vivo ti rendi conto. Qua qualcosa non torna, quasi qualcosa non è chiaro, perché anche gli elementi delle dita, della mano, cioè sono tutti attaccati, non c'è quella ricercatezza, quella raffinatezza che abbiamo riscontrato in altra tipologia di reliquiari similari, coevi appunto del XIII secolo, in cui c'è proprio una ricercatezza nella lavorazione, nel plasmato delle forme antropomorfe. Qui qualcosa non torna, e per questo è un elemento che forse dovrebbe essere anche studiato con un'analisi anche forse chimico-fisica più dei materiali. Anche secondo me di comparazione dei restauri fatti precedentemente. Esattamente, anche dei restauri precedenti. Ricostruire la storia di questo oggetto che però almeno da quello che ho potuto, dai documenti, dai libri che ho potuto consultare io nel corso di questo studio, sono veramente pochissimi e scarsissimi di informazione. Altra cosa che notavo nel discorso quei rimaneggiamenti che vengono fatti per tenere l'oggetto visibile, insomma, nella sua essenza come oggetto fruito, cioè quella mano chiaramente è stata riargentata pesantemente e infatti non si nota nemmeno il segno dei solchi della mano, che l'abbiamo vista essere una caratteristica di molti oggetti di questo tipo. Cioè, è evidente a mio avviso, soprattutto in questa parte qua, dove si vede proprio una riargentatura, proprio è stata piuttosto pesante, pesantemente rielaborata tutta la struttura. E poi anche quell'effetto che si chiama bonariamente carta stagnola, no? Come si vedono anche magari delle cose restaurate in modo molto evidente, molto pesante, no? Perché magari abbondano, come facevano prima i restauri fatti in chiesa, no? Con le porporine, le cose, quindi un po' pesantucci. Ecco, questo a mio avviso è il restauro della mano e ha tolto completamente le fatture anatomiche della mano, però ha tenuto la mano, in qualche modo, la memoria della mano, ma però restituita in un modo che non le conviene, che non era quello suo. Perché si crea una cioè in questo caso discrepanze forti. Discrepanze forti, perché abbiamo comunque la testimonianza antica della presenza della reliquia di Santa Margherita, dai documenti, dagli inventari, però non corrisponde l'antichità del reliquiario. Quindi probabilmente infatti la maggior parte degli studiosi che hanno affrontato questo oggetto sono tutti concordi nel dire, sono dubbiosi sulla datazione, sono più propensi a pensare che possa essere una rielaborazione più tarda di un oggetto più antico fortemente rimaneggiato. Non dimentichiamo comunque, come ricordava anche Letizia prima, che nel corso del tempo Caorle ha subito, nel corso dell'età medievale, numerosi saccheggi, numerose tra parte di pirati nelle guerre tra Genova, Venezia e altri eventi antropologici che hanno veramente devastato non solo il territorio e la popolazione. Quindi sicuramente gli oggetti preziosi della cattedrale, per quanto potessero essere pochi, erano la prima cosa che si andava a rapinare. Volevo solo aggiungere una cosa su questo oggetto, non vi è un particolare in primo piano, però la pregevolezza di quella specie di bracciale con pietre vitree che avevo studiato un po' di tempo fa, quando avevo fatto uno studio sul rapporto tra gli oggetti dipinti e gli oggetti in oreficeria, e quel tipo di bracciale si trova raffigurato in molte pitture, in molti affreschi, anche insomma soggetti non in oreficeria, quindi sul piano bidimensionale del periodo bizantino. Cioè quel tipo che sembra un bracciale, era effettivamente un bracciale, con quella fattura a doppio ordine di pietre. Quindi anche a volte l'oggetto viene, per poterlo studiare, dice sempre il mio professore, il professor Colaretta, il mio maestro, si prende l'oggetto, quando poi lo restauri chiaramente, ma non puoi farlo, cioè si dovrebbe fare ogni volta che si vede un oggetto complesso, mentalmente lo scomponi in varie parti, perché non puoi attribuire a priori un qualcosa, vedi quanto dialogano fra di loro
e poi vedi ogni pezzo di per sé cosa può essere e poi li correli il tutto e di lì puoi avere una serie di ipotesi. Poi chiaramente i documenti, le analisi, adesso tutto si risolve con le analisi chimico-fisiche. Vi dico che un po' mi scoccia questa cosa perché un tempo i grandi storici dell'arte hanno fatto la storia dell'arte con gli occhi. Quindi hanno fatto questi grandi corpora, no, di volumi, di studi, di comparazioni, di raccolte, quando ancora poi una volta non si poteva neanche tanto andare a fare questo tipo di ricerche. E quindi l'hanno fatto con gli occhi, lo sguardo, la conoscenza, quindi senza queste analisi chimico-fisiche, che servono, indubbiamente sono importanti quando si fanno studi di una certa caratura, ma lo sguardo dello storico dell'arte, a mio avviso, è fondamentale. Deve essere sempre uno sguardo comparativo in dialogo col mondo delle scienze, chiaramente, non c'è una prevalenza di quello su quell'altro. Direi che sì, non so se avete altre domande. Sì. Prego. Volevo sollecitata da un'osservazione sua, cioè se si ha traccia o palese o memoria storica scritta di oggetti trafugati nel corso dei tempi. Grazie. Dai documenti che ho potuto consultare io non ho trovato testimonianze di oggetti presenti trafugati. Sappiamo che quando arrivarono i francesi, che requisirono tra i vari tesori anche quello di Caorle, pare che quello di Caorle poi lo abbiano restituito perché non è abbastanza prezioso. E quindi siamo fortunati che oggetti così siano sopravvissuti fino al giorno d'oggi, perché tenendo conto che era una diocesi molto povera, che la popolazione già dal XIV secolo aveva notevoli difficoltà a sopravvivere, mancanza di acqua potabile, mancanza anche di derrate alimentari diverse dal pesce, interramento della laguna, eccetera, eccetera, quindi acqua stagnante, la presenza della malaria, quindi il rischio che anche la comunità ecclesiastica per aiutare la popolazione avesse potuto anche depauperare il tesoro della cattedrale, tenendo conto che molti vescovi erano appartenenti a ordini mendicanti, non è da escludere, perché è capitato nel corso della storia che vescovi e strutture ecclesiastiche abbiano sacrificato tesori delle chiese per andare in aiuto alla popolazione. È successo. E da quello che ho potuto consultare io non ho trovato testimonianze di oggetti che erano presenti nel tesoro e poi perduti o trafugati, a parte questa testimonianza dei francesi che lo restituiscono perché lo considerano di poco valore dopo la valutazione. Volevo dire, aggiungendo un ultimo dato su questo delle testimonianze, che in genere le testimonianze che ci forniscono dei dati sui trafugamenti sono le testimonianze storiche, cioè quelle che parlano della storia della Chiesa, cioè non so, ad esempio, testimonianze del Settecento, dell'Ottocento, che fanno la storia delle chiese, allora ti trovi, facendo il confronto, che è un oggetto che l'avevi visto prima da una parte e invece era da un'altra. Oppure fonti più antiche, manoscritti che si trovano ad esempio in Francia, alla Bibliothèque Nationale, come quelli in cui si parla ad esempio di certe imprese che aveva fatto Venezia, dove vengono descritti i fatti storici e si raccontano le rapine fatte, tra virgolette, da Destra e Manca, ma per dire Venezia, ma anche le altre realtà che all'epoca, dalle crociate in poi, ovviamente si appropriarono di questi beni, non tanto per il valore monetario come in quel caso, ma che poi venne disconosciuto, ma nel Medioevo per il valore simbolico che potevano avere. Infatti quella testa di Santo Stefano è notevole, cioè avere una testa di un santo e di quella portata in
ipotetica gerarchia santoriale non è di poco conto, cioè, quindi Caorle era importante da questo punto di vista. Sì, perché avere una reliquia così importante di un santo, anche particolarmente importante a livello del calendario liturgico, era veramente un enorme prestigio per il territorio. Infatti dalle ricerche, da quello che ho potuto cercare, anche proprio tutti quanti citano, almeno dalle fonti che sono riuscito a reperire io anche sul web, altre cose, citano tra il capo di Santo Stefano presente a Caorle. Quindi non dico che sia riconosciuto originale di Santo Stefano, però da un punto di vista documentale e storico la presenza del capo di Santo Stefano a Caorle è considerato comunque un documento importante, che fece anche strano che poi Venezia, che comunque era la caccia disperata di reliquie, lo sappiamo bene, non se ne sia appropriata in tempi non sospetti, e l'abbia lasciato a Caorle. Forse gli abitanti di Caorle l'hanno custodito talmente bene, sono stati in grado di custodirlo talmente bene, che ancora oggi ne fanno un adeguato uso proprio nella festa di Santo Stefano. Sì, il capo è sempre la cosa più ambita, come il capo di San Marco, che da fonti copte si è perduto fino a un certo tempo, ma era conservato presso le famiglie copte. Per 2 o 3 secoli ne abbiamo avuto testimonianza nelle fonti arabe, ad esempio, per evitare che fosse preso durante i vari saccheggi delle tribù stanti ai luoghi, insomma, desertici, eccetera. E quindi c'erano anche diversi modi di conservazione di queste cose. I capi erano i capi dei santi, le cose più ambite. Quindi ovviamente e di conseguenza ci si organizzava per poterle conservare e nascondere. Esattamente, perché è comunque una reliquia, veramente avere la testa di un santo è una reliquia importante. Era una reliquia che solitamente veniva inviata a un arcivescovo di una importante città piuttosto che a un re, a un imperatore. Se tenete presente che la testa di San Luca, il cui corpo è a Padova, a Santa Giustina, la testa viene regalata alla città di Praga perché è richiesta dall'arcivescovo e dal re di Boemia, e ancora tutt'oggi si trova lì. Infatti, quando hanno fatto la ricognizione del corpo di San Luca un bel po' di anni fa, si sono fatti mandare la testa da Praga e hanno verificato che la testa che ha a Praga coincide perfettamente con il corpo che è a Padova. Perché ha detto anche le vertebre, spiegavano i medici che hanno relazionato la cosa, sono uniche anche per ogni corpo, sono uniche e diverse per ogni corpo, e quindi gli elementi ossei del capo di Praga coincidono perfettamente con il resto del corpo che è a Padova, e quindi si è confermata la tradizione. E in quell'occasione mi pare che il metropolita greco che era stato invitato per la ricognizione ha riconosciuto il corpo di Padova come l'originale di San Luca. Ecco, quindi sono materie ancora vive in qualche modo, paradossalmente, ma non del tutto paradossalmente. Sì, come poi è vivo la tematica del famoso Vangelo autografo di San Marco, che in parte a Venezia, in parte a Praga, in parte a Aquileia. Venezia riesce a custodire fortunatamente quella splendida coperta preziosa che è stato oggetto di uno splendido studio, Letizia. Sì, allora, signori, io direi che ringrazio innanzitutto il nostro relatore, che è stato anche mio allievo, e ne sono molto soddisfatta perché veramente è stato splendido oggi, quindi Grazie. Meriti uno spritz dopo. E poi ringrazio tutti loro, abbiamo voluto mantenere quindi questa continuità, malgrado ovviamente l'interruzione dell'anno scorso per cause che voi sapete. Ma siamo alla 18ª edizione e quindi tra un po' ci avviciniamo ai 20 anni, e quindi è già un tempo lunghissimo. Mi sembrava ieri che abbiamo cominciato con questa cosa sperimentale all'interno delle lezioni dell'Ateneo Veneto, invece siamo qui da tanto tempo. Letizia, una festa andrebbe fatta perché siamo diventati maggiorenni. Sì. E poi avevamo fatto già una festa quando avevamo fatto i 10 anni, quindi faremo qualcosa di speciale, magari coinvolgendo tutte le scuole grandi, un po' tutte le realtà.
Allora vi ringrazio e sperando insomma che tutto vada bene, come si dice, ci vediamo il prossimo anno, stesso luogo, stessa piazza. Grazie a tutti. Arrivederci. Ecco, e se avete occasione andate a farvi una passeggiata a Caorle, a rivedere il Duomo, che è molto affascinante, ma soprattutto il museo, perché è veramente una chicca che merita. Sì, grazie.